Museo Park è un museo paleontologico-archeologico con una sezione dedicata ai laboratori didattici. La parte legata alla paleontologia raccoglie dei fossili di genoni ed è presente inoltre anche una sezione dedicata alla scala dei tempi geologici dove è possibile ammirare fossili provenienti da altre parti del mondo. Mentre la parte archeologica raccoglie il diorama del Colle di Santo Antine e la ricostruzione del pozzo, un pozzo nuragico profondo quasi 40 metri che ha restituito diversi reperti archeologici del periodo nuragico da cui noi partiamo per fare i laboratori didattici all'interno della nostra proposta didattica. Il percorso paleontologico del museo è incentrato essenzialmente sui fossili rinvenuti nel giosito di Cavado Iduru, centinaia di fossili tutti appartenenti all'epoca neocenica, intorno ai 20 milioni di anni fa. Quelli più eclatanti sono stati inseriti all'interno delle vetrine e organizzati per un percorso didattico-scientifico. Il museo è il luogo dove la teoria si trasforma in pratica, con un ampio laboratorio didattico dove i bambini possono simulare il lavoro del paleontologo, dell'archeologo e le tante attività che abbiamo pensato per le diverse fasce di età. Il parco inoltre strizza l'occhio alle nuove tecnologie, i visori per la realtà aumentata, i droni, che ci aiutano ad avere questo dialogo aperto tra il museo e le nuove generazioni.